Francesca Spangaro, giornalista e conduttrice. Da anni la domenica vive solo di calcio. Chiedetele cos'è un fuorigioco, ma non in quanto tempo cuoce un uovo sodo. Paolo Zoppolatti, chef, ristoratore e volto televisivo. Tecnica, creatività e conoscenza del territorio, i suoi punti di forza. Ora una nuova prova del fuoco lo aspetta: trasformare Francesca in una food blogger di successo. Riuscirà il buon Paolo a farle abbandonare il microfono per il mestolo? C'è tempo fino ad agosto per saperlo. Intanto, acqua in bocca. Eccomi arrivata alla vecchia salumerie, dovrebbe esserci il signor Giuseppe Pressacco che mi aspetta. Eccolo qua, dovrebbe essere lui. Giuseppe? Giuseppe, buongiorno. Francesca, buongiorno, piacere. Grazie intanto per averci ospitato qua. Non ho preso il blocchetto d'appunti, spero di ricordarmi tutto, perché da quello che ho un po' sentito da voi, già Zoppolatti un po' mi ha spiegato qualcosina mandandovi qua a fare la spesa, siete una realtà a tutto tondo, proprio che segue tutto dalla A alla Z e siete dislocati anche su più punti. Dal macello fino alla produzione finale. Caspita, un lavorone arrivare fino qua. Come è nato tutto questo? La vecchia salumerie già mi dà l'idea, anche con la scritta in ferro battuto, che la cosa abbia una storia importante. Una storia di sudore. Immagino. Di sudore. Che è cominciata di famiglia? È cominciato da mio bisnonno che produceva salumi per la trattoria di famiglia. Dopo mio papà ha cominciato... Dietro la trattoria ha costruito un piccolo macello che macellava qualche toro e qualche maiale e nel 76 ho finito gli studi, ho cominciato nel salumificio di mio papà. E lì ha iniziato a lavorare. E lì abbiamo iniziato... Perché poi da lì la storia è cambiata? Cioè lì era ancora Dopo la storia è successo che mio papà e mio zio si sono divisi e io ho ricominciato in una piccola stanza che era un ex garage adattata al laboratorio. Addirittura? Sì. Caspita, quindi c'era un'azienda, cioè c'era un inizio, però in Sì. realtà lei ha dovuto ricominciare da zero praticamente. Io ho ricominciato da zero. Caspita. E da lì? Dopo da lì siamo andati nella vecchia sede della vecchia salumerie, che appunto lì ha preso il nome vecchia salumerie perché era l'ex vecchio salumificio di mio papà e abbiamo preso spunto a vecchia salumerie. E siamo arrivati a che anno quindi? Al 1999, 99. quando abbiamo costruito questa che è la nuova vecchia salumerie. Ma è un lavoro che ha cominciato con sua moglie? Con mia moglie quando Viviana. Quando dice abbiamo, è stato un Con mia moglie Viviana di dall'83. Beh, ci è voluto coraggio comunque a ripartire da zero e da un garage, sì, direi. Esatto. Credo che aveste quindi un'idea chiara in testa, una filosofia ben chiara. L'idea di avere e di dare un nome a una filiera e a un prodotto e a un territorio. E come si fa? Nel tempo che ti sto parlando adesso, praticamente costruire tutto questo, siamo partiti dall'acquisizione dello stabilimento, appena fatto questo, l'acquisizione dello stabilimento di Varmo. Sì. Che fate? Dove produciamo preparati tipo arrostini, spiedini, vaschette per andremo pronte, a vedere dopo qualcosa anche che dopo lì. andiamo a vedere. Ok. Tutto rigorosamente fatto a mano, no? Anche se abbiamo la macchina, non la usano perché vogliono, la gente, i clienti vogliono che sia fatto a mano. Ecco. E dopo di questo è stato acquisito il macello di Castions per avere l'ultimo pezzo dalla filiera e in simultanea abbiamo costruito, per dire in parole un po' crude, il sistema di tracciabilità che gli abbiamo anche dato un nome, dal contadino alla tavola, che tramite un codice appiccicato su ogni prodotto, inviandolo al nostro centro elaborazione dati, riceve indietro un SMS
con la tracciabilità di quello che sta mangiando. Tutta la storia. Tutta la proprio. storia di quello che sta mangiando. Mi aveva lasciato infatti del materiale, adesso E parliamo di 13 anni fa, non preistoria. Sì, 13 anni fa, che però sono già tanti, perché oggi lo fanno con le app, con internet. Voi ci avevate pensato già prima, ci avevate pensato già... Beh, direi complimenti. E questa praticamente è un esempio di quello che accade, dunque, cioè su tutte le etichette c'è un codice riportato, e proprio inviando l'SMS a questo numero, appunto, si può avere un messaggio con la storia del prodotto. Il codice è univoco come una carta d'identità di ogni prodotto, cioè ogni prodotto ha il suo codice. E quindi si parla di più di 13 anni fa, insomma, adesso siamo pieni di app, ma voi eravate moderni, decisamente moderni già allora, con questo servizio che date al cliente. Siamo passati vecchi. Beh, ma insomma, la modernità non vuol dire non rispettare le tradizioni, anzi vuol dire farlo poi in una maniera diversa, che dia ancora più garanzie al consumatore, perché le carni proprio seguono una filiera che voi, come dicevamo prima, ha tutti gli anelli. Sì, pertanto partono dal macello, vengono lavorate come salumi nello stabilimento di Teor, dove siamo qua, e nello stabilimento di Varmo, dove fanno preparati, arrostini e tutto rigorosamente a mano. Quello si chiama salumificio Pitacolo, ma siete sempre voi? Siamo sempre noi. Ok, ok. E avete anche un... I suini, volevo chiudere l'anello perché è importante, fanno parte della nostra filiera che ha un nome di un antico toponimo qua della zona, che è Fraforum Iuli. Ah, che è fraforeano praticamente. Che è fraforeano. Ok. E sarebbe Fraforum Iuli perché era in mezzo ai due fori di Aquileia e Concordia Sagittaria. Ah, ok. Ed era la quindi sosta. Era Fra Forum Iuli, che erano i due fori importanti del... Quante cose si imparano, sì. E questi suini di questa filiera fanno anche parte del circuito del marchio qua. Eh sì, perché poi la filiera è tutta nell'arco ristrettissimo di pochi chilometri, per cui alimentazione controllata e quant'altro, tutto controllato dalla vostra azienda. Ok, adesso i 3 punti chiave ce li ho, non ci resta che andare a visitarli, a conoscerli? Esatto. Andiamo. Giuseppe, siamo arrivati nello stabilimento di Varmo, dove mi dicevi appunto ci sono poi varie preparazioni. Tra l'altro mi hai raccontato appunto di macchine mai usate ed effettivamente devo dire che è così, quindi che ne sarà di quella povera macchina? Dobbiamo dismetterla, è mai usata proprio, presa e mai usata perché la gente non vuole avere quel prodotto fatto con quella macchina. Cioè preferisce il prodotto anche se costa di più ma fatto a mano. E infatti adesso qua proprio stanno facendo in particolare degli spiedini, quindi a mano tutto con le vostre carni. Sì, con le carni della filiera che abbiamo già parlato prima, la salsiccia fatta nell'altro stabilimento. Sì. E viene prodotta e confezionata con le macchine che abbiamo lì dietro. Ecco, qui dentro poi ci sono anche altri preparati, altri tagli che voi... Tutti preparati, arrostini, bracciole, fettine, cioè tutti i prodotti che trovi nel banco del supermercato. Ecco, questo è importante perché riuscire ad arrivare con la vostra qualità e con il prodotto artigianale al supermercato, insomma, se si sa scegliere... È sempre la storia di portare il territorio vicino alla gente. Un prodotto del territorio. È vero. È fatto in una certa maniera, con certi criteri. È vero. Senti, visto che io sto facendo corso di cucina, posso dare una mano un attimo? Puoi provare a vedere che così dopo ti assumiamo. Mi dai il voto dopo? Ti diamo il voto. Bene. Sabina è disponibile ad insegnarmi, ma vi avviso che non riuscirò mai a farne così tanti se non vogliamo stare qua fino a dopodomani. Stecco, Uno. carne. Sì, carne. Pancetta. Uno? Sì. Un peperone. Una salsiccia. Mi sono già infilzata nel frattempo. Una carne. Carne, pancetta. Un altro peperone. Ah. Un'altra salsiccia.
Ah, quindi poi al contrario. Esatto, un altro peperone, una pancetta, peperone, carne finale, Carne finale, quindi pancetta solo una volta? esattamente, Ok, spiete. piedino riuscito. Bellissimo, guarda, tutto Mettiamo sfreciato. Chi lo trova in supermercato, insomma, non si lamenti con loro, è stata colpa mia. Possiamo garantire che questo non l'ho fatto io, quindi è pronto. Che nessuno muore. confezionato. E scherzi a parte, insomma, con il marchio qua, marchio di qualità garantito dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e questo è un tipo di confezionamento. Sì, però non contiene coloranti e non conservanti, né nitriti né né nitrati. nitrati. Tutto specificato. C'è un altro tipo di confezionamento anche. C'è anche il tipo di confezionamento in atmosfera modificata, sempre in vaschetta. Quindi Viene prima fatto il vuoto e iniettato il gas che conserva meglio il prodotto. Ah, ok. Questo è solo filmato. E quindi c'è anche quest'altro tipo. Sì. Perfetto, allora andiamo a vedere poi, perché qua di prodotti ce n'è a iosa e qualcuno l'ha anche inventato, questo signore, che ha dell'inventore, direi, abbastanza. Sai che gli inventori hanno un Un po' nome. matti. Questa la tagliamo. Giuseppe, qui dentro è un tripudio, lo spaccio, quando ci siamo sentiti mi avevi detto lo spaccio, anche tua moglie mi ha detto lo spaccio merita. Devo dire la verità che è qualcosa di straordinario. Beh, sono tutti i nostri prodotti che produciamo e anche altri prodotti che compriamo extra, ma il punto di forza sono i nostri prodotti. Qui abbiamo i vari tagli appunto tutta del la carne maiale. acqua, del maiale, dopo Sì. abbiamo anche il manzo che è di nostra macellazione. Gli spiedini. spiedini che abbiamo appena visto di Sì. là, che sono gli stessi della vaschetta Sì. che sono lì. Sì. Poi di là ci sono dei sottovuoto. Beh, a parte qua comunque vediamo i diversi tagli, anche mi pare di capire che si sbizzarriscono anche Sì, poi nelle sì, preparazioni esatto. qui, quindi si trovano anche delle chicche, delle particolarità. Di là abbiamo invece sottovuoto, I giusto? tranci sottovuoto, tipo filetti, filoni, spiedini, robe varie. Però so che ci sono anche alcune chicche e vorrei portarne una a Zoppolatti da cucinare tra i salumi proprio, quindi mi sposterei di là così mi spieghi tutto, anche perché ci sono delle Sì. belle storie. Qui c'è proprio tutta l'esposizione dei salumi che produciamo. Partiamo da una domanda. Quello lì è il Questo? guanciale stellato, che praticamente sarebbe una guancia del maiale sovrapposta e stagionata a 8 mesi. È particolarissimo anche come stellato, per ricordare un po' anche Per questa ricordare un immagine po' l'immagine che ha la figura. è in stata sostanza. un'invenzione proprio È tua? stata un'idea di tanti anni fa che dopo l'ho portata avanti. Prima era solo così nel cassetto per gli amici e dopo invece Ha avuto successo. ha avuto successo. Poi- Perché è particolare, diciamo. Poi abbiamo pancette affumicate, eccetera. Pepate, le pancette arrotolate. Pancette arrotolate. E poi avevo visto qualcosa che mi il incuriosiva. guanciale stellato. Qual è? Questo. Scusa, il guanciale Scusami, affumicato. rustico. Sì, sì. E dopo c'è anche il sempre Questo cos'è affumicato, invece? è il Kaiser, che praticamente sarebbe il filone con la cotenna del maiale, leggermente affumicato. È questo, no? Sì. È stagionato sempre a 8 mesi. Ma anche questo è qualcosa che io non lo conoscevo fino Quello adesso. lì Magari praticamente la differenza del nostro fumo rispetto al fumo che usano la generalità di quasi tutti, diciamo quasi. Quasi. Noi usiamo, essendo che ogni legno ha il suo sapore, come Sì. la frutta, ogni pianta ha il suo sapore. Dici la mela, anche la il pera, esatto, eccetera. Anche il legno, ogni pianta ha il suo sapore. Quindi il legno di un certo tipo è più aromatico, quell'altro è più dolce, Sì. quell'altro è più amaro, quell'altro è più selvatico e l'insieme di tutti questi legni è dato dal nostro sapore del nostro fumo. E tu cosa hai scelto? Non si può dire. Non si può dire. Però uno solo o un mix? C'è un mix di 6 legni e
6 legni e 2 erbe. È quasi come un'arte dei profumieri, l'hai imparato dai tuoi nonni? L'ho Da chi t'ha imparato lasciato da quando il ero mestiere? piccolo, che andavo a portare le cosce a fumicare da un vecchio signore che mi ha insegnato come funziona. Che bello, bellissimo. Io avevo 8-9 anni e lui ogni volta che andavo là mi insegnava qualcosa. Bello. Mi teneva Quindi- come un suo nipote Sì, quasi. e ti ha lasciato questi segreti. Sì. Beh, è affascinante comunque, credo, da imparare. E qui si conclude, insomma, cioè si conclude, qui ci sono un po' tutti Qui i sono prodotti che le avete voi. soppresse, Sì. il trancio dello speck fatto con la coscia del maiale nostro. Sostanzialmente la differenza è che è un maiale più compatto, più adulto, Sì. ha una carne più soda. Ma ho una rispetto- curiosità, tu hai scelto anche dei nomi Kaiser, tipo hai Kaiser scelto un nome che è un perché- po' austro-ungarico, diciamo. Sì, perché Teor era il confine, era proprio il confine della Repubblica di Venezia Venezia. e del Regno Austro-Ungarico, proprio era il confine. E c'erano proprio 2 pietre che ancora sono in municipio a Teor, che facevano e segnavano la Repubblica Austro-Ungarica, l'impero Austro-Ungarico e la Repubblica di Venezia. E quindi essendo al confine hai voluto mettere assieme abbiamo un po'... messo un po', siamo un po' di qua, un po' di là. Eh sì, anche perché comunque c'è, si prendono un po' alcune tutte- tradizioni dei salumi, si In assomigliano tutte poi. le zone hanno una peculiarità e noi abbiamo appunto questa, di essere un po' terra di confine di una volta. Eh sì, guadagna molti spunti. Mi hai parlato dei vostri prodotti affumicati, non può mancare poi Il prosciutto crudo, scurdilune, affumicato. Scurdilune? Scurdilune. anche poetico. Sì, perché è nato da un'idea anche quello, no? Sì. Perché il maiale dovrebbe essere macellato in scurdilune. Ah, Allora da lì è nato l'idea di dare l'idea. questo nome. Sì. E quindi anche questo è uno dei vostri pezzi forti, Esatto, mettiamola così, dei vostri sì. punti forti. E qui abbiamo infine poi Il musetto, l'impasto di della salsiccia. salsiccia. Per fare il ragù. C'è una panoramica veramente completa, ma la domanda è, lei dorme di notte o... Poco, avrei bisogno di dormire un mese continuato. A me è venuta un'acquolina che non sapete, porterò a Paolo questi prodotti molto volentieri. Sto già preparando la bracciola per Paolo, per la ricetta che farò con Paolo Zoppolati, ma io voglio aggiungere qualcosa. Se posso, visto che mi ha colpito tanto, porterei via anche uno di questi, un guanciale stellato, così vediamo come lo riutilizza. Anche il sapore? Infatti, anche quello. Vediamo. Grazie intanto, Prego. è stato un piacere e buon lavoro. Grazie Ma adoro altrettanto. ogni tanto. Acqua in bocca, 9 aprile 2017, Chuck si gira. Oh. Sarà una puntata pungente. Paolo è arrivato in orario, yes, pronti a partire con una ricetta con i prodotti della filiera cortissimissimissima delle vecchie salumerie. Dopo averli visitati e visto appunto tutte le loro preparazioni, Sì. tra l'altro tutti i loro prodotti a marchio Acqua, tutto assolutamente rispettando il disciplinare dei prodotti Acqua. Perfetto. Cuciniamo. Bravissima, mi hai portato la Come stai? bracciola. Bene comunque? Bene, oggi è... Sei carico? Sì, Bene. sono carico. Vai. Allora, bracciolina. Soprattutto sono in orario. Bracciolina. Bracciolina, una piccola bracciolina. Comunque volevo dire, hai visto che bene che Sì, si no, stanno io, mantenendo? sai cosa? In effetti avevo un grande dubbio. Guarda. Un grande dubbio se avevi il pollice... Ma come? Ma no, ma adesso anche mi leggi nel pensiero. Se avevi il pollice verde... Guarda, puoi farlo anche tu il pollice La verde, frutta se è vuoi. che... Ecco. Il pollicione verde e il pollice verde. Io non pensavo però a quasi 30 anni di Il ridurmi nostro così, regalo sai. ha resistito. Allora, la torta l'abbiamo eliminata, la bottiglia di vino è finita subito, i fiori Ciao. pensavo che ormai erano secchi, invece si è ricordata di bagnarli. Speriamo non abbia messo È vino. tornata Toagna. Bene. Andindevant. Allora, Ecco, questa intanto, operazione la fai tu. che io disosso la bracciola, i bruscandoli, urticcions.
Cefasio, urticons, sì. Urticons, tu dici. Urticons, sì. Che parte utilizziamo? Andiamo verso le punte, cioè quindi andiamo a fare questo pezzo qua, che è più tenero. Cosa giochiamo? A 3 punte? Sai che non lo conoscevo sto gioco? Modulo... Ah, sì, scusa. Vabbè, io pensavo, sai, dopo il pollice verde pensavo giochi da asilo, non giochi da giocatori professionisti. Sì, perché è uno che viene con... Esatto. Tra l'altro mi dicono che vai anche a dormire con quella lì. Sì, prova a pensare quando mi giro, che ogni Sì. volta... Allora, Quindi mettiamo a sbollentare, vai tu, acqua calda leggermente salata, quindi andiamo a sbollentarli semplicemente per velocizzare la cottura dei broscandoli, che ricordiamolo è il germoglio del luppolo. sì, Nella ricetta abbiamo anche questo guanciale stellato molto particolare. Intanto io mi tiro fuori l'uovo che uovo? mi serve come timer. sono io la Intanto metto su che metto un uovo a cucinare, un uovo sodo, perché sarà la sorpresa visto che è una domenica delle palme, quindi Cominciamo a entrare in clima pasquale. sì, con i famosi us. Allora io taglio delle fette sottili, abbastanza sottili, di guanciale. Sì, dai, è buinegnot. Di Bracciola. Sì, quindi in questo caso è stata disossata. Sì. Ok. Andiamo a pareggiare. Poi cosa fai? Le batti anche o no? Faccio io? Sì, con il dorso, sì, brava, Così? bravissima. Io intanto taglio veramente questa specialità fatta da Pitacolo, quindi fatta una curiosità che mentre di solito tipo la pancetta viene arrotolata, in questo caso sono dei guanciali che sono stati stagionati e poi sono andati a essere insaccati per fare questa preparazione che la usiamo da mettere per dare sapore all'interno di quelli che abbiamo chiamato fagottini stellati, perché abbiamo preso il nome da questo tipo di guanciale. Allora, questo non riesco a schiacciarlo. È un po' ardua la faccenda. Ah, così? Ma io ho paura di tagliarmi. Faccio io. Beh, se Ecco. l'uomo, sono cose da uomo. Ok. Va bene così? Sì. Sì. Adesso mettiamo 2 pezzi di guanciale stellato, mentre io vado a recuperare i bruscandoli, ricordiamoli che è il germoglio del luppolo, Sì. di cui è ricco una parte del Friuli. Io dico una parte Quale del parte? Friuli. Che parte? L'avete voi in carne a questo Quale scuserito? parte? Ah, No, noi nel Coglio siamo ricchi di questi germogli di luppolo. Non lo so in Carnia se Ma li hai avete- raccolti tu? No, a dire la verità io li uso poco, questi qua non sono preparata su questo. Allora, li abbiamo sbollentati. Adesso Sì. andrebbero raffreddati in acqua e ghiaccio se uno vuole per Anche conservarli. per mantenere il verde bello Sì, bravissima, vedo che hai studiato. brillante. Allora, andiamo a metterli Per la rubrica Lo dice la scienza, sì. abbondante così, in modo che esca da una parte e dall'altra. Vai, scottati un po' le mani. Intanto io accendo il fuoco. Come una bisaccia dove abbiamo raccolto le erbe, dove hai fatto raccogliere... Ma queste le raccogli tu o le fai raccogliere a qualche schiava? Come... No, guarda, io vado sempre a raccogliere. Sai, sono un raccoglitore. Sai, come quelli Sì. dei francobolli. No, delle persone Fai che vanno. collezione. La famosa vecchiute, si dice vecchiute? La vecchiute, Ah, Ninina. vecchiute. Da me si dice vecchiute. Ok. Ecco. Così, ti piace? Può andarti bene? Abbastanza soddisfacente la vonde cosa. come però. Vonde, massa. Allora, Come ci vendi fa? Un rodul? quindi no, siccome Ah, c'è siamo l'ovetto anche. verso, cioè siamo le palme, abbiamo lessato Un ovetto. un ovetto
andiamo a mettere al centro Ma un po' di visto uovo. che la nostra Vai. sigla dice che so cos'è un fuorigioco, ma non so in quanto tempo cuoce un uovo sodo, in quanto tempo cuoce un uovo sodo? Avevo messo il timer, ma In quanto, ecco, adesso ha funzionato. L'avevo messo. in quanto tempo cuoce un uovo sodo? Sodo 10 minuti. Da quando bolle? Lo si mette quando bolle l'acqua o lo si mette con l'acqua fredda? Io lo metto d'acqua fredda, quando bolle 10 minuti. 10 minuti. Yes. E invece se, E sei se dobbiamo sicura? farlo Se lo vuoi così alla tipo come si dice? 6 minuti. Con- Che lo vuoi Con l'interno più liquido? esatto, con la parte dell'albume del bianco un po' leggermente 6 Pensavo minuti. anche meno. No. Sei sicuro? Fasarilli prove Bon. e scommettiamo che ok. Un po' di sale? Allora, adesso no, con un niente. pizzico di sale. Sì. Quindi noi andiamo a chiuderli perché abbiamo detto che è un Con fagottino. questi Sì. spiedozzi. Vai con lo spiedozzo Ah, che bello. e chiudi. O vuoi Ma scusa, lo infilzo? Vuoi lo spago? Lo infilzo sopra, in mezzo? Perché si apre Ecco, comunque. no, deve tenere così. Signor benedetta. Come studia? Così, come Sta mi tocca. studiando. Sta studiando. Ma perché se lo metti in mezzo comunque si apre, capisci, qua sopra? Bisogna fare allora il black. E se no, guarda, se proprio, abbiamo anche lo spago. Mm. Però è giusto così. Intanto io vado a mettere un po' di burro nella padella dove andremo a scottare Questo è... la carne fa di tutto per e rendere la vita mettiamo difficile. anche un poco di rosmarino. Che buono. Setto, Sì, capo. dai che ho l'olio caldo. Vai, 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 vai. No, Olio? il burro. No, burro, il burro, burro. vai, 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 Aiuto. vai. Metto io. Ok, perfetto. Eccoci qua. Più grandi non ce li avevi quegli stecchetti? Allora, quindi ricordati, Ricordati, fette di, in questo caso della bracciola che abbiamo Sì, disossato, schiacciato con all'interno delicatezza. sbollentato bruscandoli in acqua leggermente Sì, salata. sì. E stavo traducendo, perché adesso io mi sto sentendo, no? Sto facendo, ho messo i bruscandoli e mi sento la voce di Jones. Mi sono un attimo perso, no? C'era una specie di traduzione simultanea. Sì, E adesso l'uovo sta dicendo sodo, che vediamo l'uovo come lo sodo, dice. vediamo come lo dice. Se lo dice in Uff, friulano. Uff, duro, uff, duro. Ecco, bravo. Credevo di fregarti, Va bene, va Allora. bene. Allora, una Quindi, abbrustolita per parte, sì, adesso li rigiriamo. se ci riesci. Sì. Quindi qui noi non abbiamo una parte interna che è praticamente già cotta, la parte esterna che deve cucinare. Sì, Quindi- perché l'uovo è già cotto Sì. e gli occhi sono Oh, sbollentati. nel frattempo, Cos'è qua? visto che questo è un tipo di frustina per le salse, Ah. molto pratica così. Carina, Allora, vado a mettere un po' di vino bianco, madonna. lo lasciamo sfumare, mi prendo un pizzico di sale e un uovo. Per? Facciamo una No, salsa. per piacere. Una salsa. Ah, io ho capito per Mi cosa, prendi, invece mi prendi per, la vecchiutta e mi va toliche, la sfemmina mi va toliche l'altri. Un po' di sale? un po' di sale e per piacere, per piacere, Sì. per piacere. Ma dai, su, 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 su. Oh, hai fatto C'è una fattura commedia. preamica? Ma sai, andare a erbe, a urticons che sono sì. in alto, Non gusto. la schiena, sai, E dopo? e un uovo per piacere, Ah, l'uovo con il vino? sì. Sai come fare una specie di zabaione salato? Figata. Noi adesso lo Io non so neanche fare quello dolce, a dirti la verità. Vabbè, è buono sapersi. Quindi, Adesso cosa facciamo? Stiamo semplicemente facendo restringere il vino e dopo aggiungeremo un tuorlo. L'acidità del vino aiuta a legare, a andare in emulsione il tuorlo d'uovo. figata. E questo va in abbinamento al nostro fagottino. Fagottino stellato. Une gote di aghe, per plaisir. Che gentile che sei. Quasi Così. quasi. Sì, grazie. È molto gentile. Intanto i due fucca. Questi non li copriamo? Possiamo anche coprirli, Però- ma io li ho già rigirati. Ok. Quindi, come abbiamo detto,
È una cottura, allora se li copriamo fa vapore, velocizziamo comunque la cottura, però noi li abbiamo anche girati e quindi la parte sotto qua, qua sopra è cotta, sta finendo la parte sotto. Perfetto. Qua tutto che suona, fra... Come si chiamano i tuoi amici? Quali amici? Questo. L'altro... Non gli hai dato un nome? No. Ce l'avrai Gino. questo più o meno da, non so... Gino il gallino. Vabbè. Ecco, seguiamo questa cosa che mi interessa Sai cosa? particolarmente. Potresti chiedere a Tu tuo adesso- nipote. Che mi riempi di disegni ai miei nipotini, Alice Esatto. e Filippo. Allora, ripetiamo, ho ridotto il vino, Sì, ho aggiunto un pizzico di sale qua e ho aggiunto un tuorlo. Non ho messo il bianco perché sennò andrebbe a... dopo diventa troppo liquido, no? Sì, andrebbe a creare dei grumi, a solidificare troppo beh, giusto. velocemente, no? È come il discorso, sai il discorso della carbonara? La carbonara perché tante volte ti viene, perché non riesci col calore, allora se aggiungi tuorlo è un po' più facile, se qualcuno mette anche l'uovo intero tende a... Ah, quindi la A carbonara cucinare. solo con un tuorlo? Io lo faccio solo col tuorno, però è un gioco di temperatura, questo. Perché tu la carbonara che quando fai, stiamo parlando di un'altra ricetta, che quella No, chissà però la sono sempre faremo. consigli che servono. Il gioco qual è? Che tu devi mettere l'uovo, non ancora quando è la pasta è estremamente bollente, quando è un po' più tiepida, perché sennò va a cucinarsi l'uovo, capisci? Ho capito. Bene. Ecco, allora vedi, è diventata schiumosa e si sta finendo di cucinare. Io uso un fuoco molto basso, è come un E che zabaione sapore salato, posso no? usare? È Ma resta vinoso. il vino, sì, si resta perché comunque l'abbiamo la- comunque ridotto, però c'è questo aroma vinoso che va in abbinamento Perfetto, appunto al bellissimo. coso. Cominciamo a impiattare? Sì, piatto, Piatto, pinze, pinze, bisturi. Ok. lo togliamo lo spiedino? È che poi ho paura che si apra o si è sigillato, dici tu? Beh, io ho fatto un trucco adesso, L'hai ma non messo- te lo tu l'hai dico. messo sotto sopra, grazie. Non vale. Pensa Allora, lui io che faccio non ci così arrivi. e non si apre lo stesso. Però questo era quello che avevo fatto meglio. Adesso sai cosa faccio? Mescoli anche un po'... Sì, perché dà un po' di salsa. sughetto. Buono. Mescoliamo e andiamo a metterlo su questi fagottini con i bruscolini. Primaverili pieni di tesori. Un fagottino veramente ricco. Ecco fatto. E il piatto è Bello, pronto. assaggiamo, sono curiosa di sentire il sapore di questo zabaione salato. Geniale il nostro Paolo. Piacere? No. Per? Per questa Domenica delle Palme. Adesso t'ho fregato io però, Avete visto fagottini stellati? Sì, che ricordiamolo, è fatto con questo guanciale stellato, questa specialità di Pitacolo, e abbiamo fatto un extra, questo zabaione Vediamo. con il vino. Facciamo vedere che Ecco, belli, che rosato si col vede anche guanciale, un po' di ovetto. Urticeus e Urticeus. l'ovetto sodo che abbiamo messo. E questo Io tanto mangio. zabaione... Comunque, zabaione è stata una fantasia ultima di Paolo. Ce lo ripeti perché qua negli ingredienti non ce l'abbiamo. Uovo. Allora Sì. ha preso un po' di vino bianco, l'ha fatto riscaldare, poi ci ha messo il rosso dell'uovo e con quella frustino per fare le cremine, per la Montato spumetta, su. l'ha montato Importante il vino ridurlo. su. Ti piace? Quindi, sì. Mandis. Sì. E vieni da Chiave là. D'altronde sì, la ricetta è mia. Acqua in bocca. Allora Paolo, visto che hai dimostrato con questa ricetta di essere un vero fantasista, cioè non servono le punte per giocare nel tuo modulo, perché tu sei un numero 10 e con il numero 10, signori e signori, il capitano Paolo Zoppolatti! Cavoli ragazze, hai capito questa mente? Adesso ci fa il palleggio. Anche il ballon. però. Adesso ti voglio vedere palleggiare.
A pallavolo? Facile Sì. la cremina. A pallavolo? Vado, no, facciamo a calcio. Dai, di Vado. piatto o di punta? Scommetti Vai. io. No, dammi qualche fasio di bescione. Uela, il nostro fantasista! Mi distrugge la E facciamo casa. così? È un giocoliere, è un giocoliere. Il nostro Zappa. fantasista Paolo Zoppolatti. Grazie.